con l'assessore ai lavori pubblici della Regione Veneto questo incontro molto atteso da tutto il territorio dell'Alta Marca Trevigiana di nuovo ha riportato il focus sul ponte di Vidor. La Regione non ha voluto fare promesse, però sicuramente ha promesso un'altra cosa, l'impegno concreto per portare queste istanze in Regione e non solo. Ma credo che sia importante non prendere in giro i cittadini e promesse, soprattutto in campagna elettorale è facile farle. Io questa sera non ho voluto farle, ho garantito l'impegno che molto probabilmente è molto più importante e serio di altre promesse di poter avere i soldi in tempi brevi. Sicuramente questa sera la sala era affollatissima, la necessità di realizzare questa variante, questo nuovo ponte è molto sentita dal territorio. Ho sostanzialmente chiesto collaborazione alle associazioni di categoria, ai comuni e alla provincia di far sentire al governo un'istanza forte, perché qui stiamo parlando di una viabilità provinciale, le province non hanno la forza di intervenire, la regione non ha la forza di intervenire perché parliamo di un intervento importante e quindi dobbiamo portare questa istanza al governo che metta nelle condizioni la provincia di Treviso di poter fare l'investimento. Neanche il progetto definitivo potrebbe garantire un investimento concreto sul territorio. No, quello non cambia niente perché c'è già un progetto preliminare che individua la somma, perché i progetti servono per individuare la somma necessaria per fare l'investimento, quindi il progetto che ne definisce la somma c'è già, quello non è un impedimento, la mancanza del progetto definitivo. Ma anche l'attacco, per esempio, sul fatto del progetto definitivo a nulla servirebbe. No, vabbè, se io facessi domani il progetto definitivo, tra 3-4 anni siamo qua, la mia foto comparirebbe nelle slide e l'opera non sarebbe ancora realizzata. Però come Regione Veneto possiamo fare un progetto definitivo a fronte della certezza di un finanziamento da parte dello Stato. Perché? Perché questo finanziamento c'è? questo finanziamento da parte dello Stato non c'è. Allora, se lo Stato riuscissimo ad ottenere che stanzia i 40 milioni o quelli che servono, i 50 e 60 milioni che servono per realizzare l'opera, la Regione Veneto non avrebbe nessun problema a realizzare il progetto definitivo, ma semplicemente per un motivo, perché noi per realizzare i progetti saremo molto più veloci dello Stato, quindi per evitare che questi soldi vengano stanziati e poi tolti, sicuramente daremo garanzia al territorio. L'appello che deve essere fatto a Roma, visto che il Veneto lascia a Roma 15 miliardi di euro tutti gli anni di residuo fiscale positivo. Credo che alla fine 50, 60, 70, 80 milioni per il ponte di Vidor non siano niente. La strada potrebbe essere quella dell'autonomia? Beh, vabbè, se avessimo l'autonomia staremmo parlando molto probabilmente di altre tipologie di problemi, perché se buona parte di quelle risorse che noi oggi mandiamo a Roma e che vengono utilizzate per investimenti infrastrutturali nelle 10 regioni che hanno il residuo fiscale negativo, se rimanessero in Veneto sicuramente credo che il PIL del Veneto schizzerebbe a livelli esorbitanti, però noi continuiamo a portare avanti la battaglia dell'autonomia, ma nulla ci vieta di pretendere che finché non arriva l'autonomia il governo dia attenzione al Veneto e stanzi quelle risorse per le infrastrutture, almeno sulle province, non le chiedo sulle regionali, ma almeno sulle provinciali che il territorio merita. Sindaco Cordiali, il dato più confortante di questa serata sicuramente è stato l'interesse da parte della popolazione, tante persone che hanno partecipato a questo incontro e il fatto che non sono state fatte delle promesse che non si possono esaudire, tanta concretezza e una sinergia da parte di tutte le amministrazioni. Certo, questo senz'altro è un buon risultato questa sera perché speravo in qualcosa in più, però diciamo sono abbastanza contento perché diciamo le promesse vanno sempre mantenute, però quando non si possono mantenere è meglio non farle sicuramente. Dopo sono rimasto anche sorpreso degli interventi diciamo dei vari enti, di varie associazioni di categoria che hanno dato il loro supporto veramente stasera all'assessore regionale, soprattutto che l'ho vista anche in difficoltà in certi momenti, però diciamo se l'è cavata perché sappiamo benissimo il momento, qual è il momento storico, che è difficoltà economiche, difficoltà, lo Stato ci sta massacrando con le tasse, oltre che con le tasse, diciamo anche portando via i soldi che abbiamo già in tasca, quindi è un problema grossissimo per noi. Io vedo anche in provincia, diciamo, adesso stiamo recuperando 5 anni di vuoti, quindi vuol dire far strade, riparare, manutenzione, quindi è un'impresa quasi impossibile, però dobbiamo farcela perché il territorio è abitato da persone laboriose che hanno voglia di fare e ha tanta volontà di progredire e di portare a casa i risultati perché è nel nostro interesse e nell'interesse di tutta la popolazione.
Come sindaci dell'Alta Marca Trevigiana, quindi continuerete in questo percorso per tenere alta l'attenzione sul tema del ponte di Vidor. Beh, questo è il nostro scopo sicuramente, perché sappiamo benissimo, quando ho dato i numeri prima, avete visto i numeri sono impressionanti, passano 25-30 mila persone sopra quel ponte ogni giorno infallibile, compreso la domenica, perché la domenica quando passano 15.000 veicoli vuol dire che sono sicuramente 30.000 persone, sono famiglie intere che passano, quindi è impossibile, ci sono colonne quotidiane del traffico su questa strada, quindi bisogna lavorare insieme in sinergia, non bisogna guardare i colori, destra e sinistra piave, deve essere anche a destra e sinistra politica insieme per risolvere i problemi, non possiamo essere divisi così come che è successo stasera con qualche discorso così un po' pesante che mi dava un po' fastidio, però devono capire che non devono essere i colori, deve essere la solidarietà, la collaborazione e la responsabilità, soprattutto che abbiamo un territorio e anche un bel territorio patrimonio dell'UNESCO. Con Anna Spinato, consigliere comunale a Valdobbiadene e in questo caso rappresentante dell'associazione Nuovo Ponte di Vidor. È soddisfatta di questa conferenza questa sera per parlare della possibilità di un nuovo ponte per Vidor e per le comunità dell'Alta Marca Trevigiana? Soddisfatta non direi. Credo che l'appuntamento sia stato comunque molto importante perché ha messo insieme tutte le categorie produttive e anche il mondo del lavoro e la politica. Credo che la spinta delle associazioni di categoria possa essere una spinta fondamentale per arrivare a concretizzare questo progetto del nuovo ponte di Vidor. Questa sera però da parte della politica non abbiamo ancora avuto delle risposte sufficienti. L'associazione Nuovo Ponte di Vidor continuerà a insistere sul territorio per sensibilizzare a questo argomento e soprattutto fare informazione. Certamente questo sì, continua la raccolta firme per spingere questa nostra volontà popolare e portarla all'attenzione anche del Presidente della Regione e continueranno tutte le iniziative come abbiamo fatto in questi quasi 20 anni, diciamo, di lavoro.